Durante i tradizionali auguri di fine anno a Palazzo Balbi, il presidente della regione Luca Zaia è tornato a ribadire l'importanza della crocieristica a Venezia. Il momento non è facile, per questo si augura che vengano prese delle decisioni al più presto. La nostra posizione è chiara, noi siamo per la crocieristica a Venezia, non pensiamo che le crociere debbano andare in giro per il mondo. Venezia è un porto strategico, è un non port, quindi vuol dire che tutte le crociere iniziano e finiscono su Venezia. Persa Venezia si andrà in Peloponneso o a Istanbul da altre parti, ma non in giro per l'Italia. Chiediamo che si decida e lo si faccia velocemente, visto e considerato che stiamo ancora parlando del decreto Clini-Passera e se la memoria non mi inganna vuol dire che siamo nel novembre 2011. Da sempre il governatore sostiene l'importanza di non eliminare le grandi navi dalla laguna. La crocieristica, sostiene, significa 1,8 milioni di turisti all'anno, quasi 250 milioni di fatturato e un indotto di 4.000 persone che ci lavorano. Dobbiamo scavare fondali ed essere competitivi, continua. Se il tema è la decrescita felice, noi non ci stiamo, quindi vogliamo l'escavazione dei canali a Venezia nel rispetto dell'ambiente e pensare che la laguna sia un museo a cielo aperto e che sia rispettato con la programmazione degli arrivi e delle visite. Vogliamo investire nella crocieristica.